Ben ritrovati dunque ai nostri radioascoltatori, ai nostri spettatori che ci seguono sul web per un nuovo appuntamento con Soldi e Finanza. Cos'è cambiato? Il programma di informazione finanziaria che serve un po' ad aiutarci a capire come possiamo investire bene i nostri soldi e come destreggiarci nel mondo della finanza. Nel primo appuntamento con Pierpaolo De Pazzi di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso abbiamo parlato di mutui che interessano sicuramente molte famiglie, ma c'è un altro argomento di sicuro interesse di cui però si parla anche poco, che riguarda tutti noi, che è quello della previdenza integrativa. Ebbene, ne parliamo oggi nel dettaglio con un altro esperto, con Andrea Menegazzi, il dottor Menegazzi, ben ritrovato, responsabile dei consulenti finanziari di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Dottor Menegazzi, che cosa significa previdenza integrativa? Allora, la previdenza integrativa è un ramo della finanza che mette a disposizione una serie di strumenti per gli investitori e diciamo tutti i cittadini, i contribuenti, che devono pensare al loro futuro quando avranno cessato l'attività lavorativa. Importante pensarci ora, soprattutto perché i dati recenti dell'INPS dicono che probabilmente, almeno per quando andrò in pensione io, probabilmente, non ne parliamo per i miei figli, probabilmente non ci sarà più denaro per coprire la previdenza. Sì, purtroppo la situazione della previdenza italiana, della previdenza pubblica, è una situazione che si è progressivamente deteriorata nel tempo. Ed è strettamente legata al sistema come funzionava qualche decennio fa, ma è anche legata alle dinamiche demografiche che si sono man mano sviluppate negli ultimi decenni. Dinamiche demografiche che vedono il tasso di natalità diminuire progressivamente e l'età media della popolazione, quindi diciamo l'invecchiamento progressivo della popolazione aumentare in maniera si vive di più fortunatamente, però alla fine c'è anche più gente che va in pensione. Fortunatamente si vive di più, però c'è più gente che va in pensione, l'età media della gente si eleva, per cui il numero di persone anziane aumenta e quindi il bilancio pubblico è sollecitato da due fronti, quello previdenziale, della previdenza pubblica, e il fronte della sanità, perché ovviamente ciascuno di noi man mano che passa l'età ha bisogno di un'assistenza sanitaria via più elevata, per cui il combinato disposto di questi due aspetti, previdenza e sanità, ha messo in difficoltà il bilancio pubblico. Noi nel nostro piccolo che cosa possiamo fare, quindi, dottor Menegazzi, per cercare di affrontare al meglio questo problema? Cioè, nel senso, quando ci ritroveremo in un'età in cui non lavoreremo più e magari ci troveremo con una pensione che non sarà adeguata al nostro tenore di vita, possiamo correre ai ripari prima? Noi pensiamo che sia assolutamente necessario correre ai ripari prima, nel senso che quando si parla di pensione integrativa abbiamo come centro del problema il tempo, proprio anche per questioni anagrafiche, diciamo così, per cui quanto prima si inizia a pensare a costruirsi una pensione che vada anche ad integrare la contribuzione pubblica, che abbiamo detto è sempre più in difficoltà. Quanto prima anticipiamo questo intervento e quanto prima affrontiamo il problema e quindi riusciamo a garantirci nella vecchiaia il tenore di vita che siamo riusciti a conquistare durante l'età giovanile ed adulta con il sudore della nostra fronte. Ma quanto prima dobbiamo pensarci? Allora, è interessante questo aspetto perché quanto prima si inizia e tanto prima scatta il conteggio di alcuni aspetti tecnici, diciamo così, che hanno bisogno la legge sulla previdenza integrativa afferma che c'è bisogno di un tempo minimo affinché questi meccanismi maturino e possano dare i benefici. Dico una cosa molto semplice. Se io, per assurdo, ma non è per assurdo,
apro una pensione integrativa a mia figlia che ha 13 anni. Non le sembra un po' oggi, troppo presto? Poi vediamo che non è presto. Tra 8 anni mia figlia avrà 21 anni è trascorso il minimo periodo di contribuzione, appunto gli 8 anni, che permettono, trascorsi i quali è possibile anticipare, fare dei riscatti anticipati dei premi versati, per cui mia figlia a 21 anni può anticipare il 30% dei premi che ha versato, del montante che è maturato nel tempo, e con il gruzzolo che ha ottenuto può magari pagarsi la retta universitaria oppure un master all'estero o l'Erasmus, quelle cose che i giovani d'oggi sono abituati a fare, e quindi diciamo che la pensione integrativa può servire anche a anticipare l'autonomia dei giovani in un certo senso. Allora il genitore può fare, il papà o la mamma, o perché no i nonni, possono fare un bel regalo ai ragazzi aprendo subito una posizione pensionistica integrativa, anche con un versamento minimo di 50 euro, perché nel momento in cui la posizione è aperta inizia il conto, per esempio, di quegli 8 anni che abbiamo appena citato, che permettono poi in futuro di usufruire dei benefici che la normativa mette a disposizione per questi strumenti. Sì, però dottor Menegazzi, a questo punto potrei investire questo denaro all'interno di un libretto di risparmio, un po' come aveva fatto la mia mamma, come avevano fatto i miei nonni quando io ero piccina, invece che investirli in una pensione integrativa, no? Il caro vecchio libretto risparmio. Allora, diciamo che i tempi sono un poco cambiati. Il libretto risparmio è gravato da una fiscalità indubbiamente elevata. L'aliquota fiscale sugli interessi maturati in un libretto risparmio, che di per sé sono bassissimi, perché attualmente nell'area euro gli interessi, diciamo, a vista sono a zero sostanzialmente, o poco sopra lo zero. In più questi interessi sono gravati da una fiscalità, da un'aliquota fiscale del 26%, vuol dire che dobbiamo ritornare allo Stato quasi un terzo di quello che è maturato. Di quei pochi interessi già che potrei prendere dal mio capitale all'interno di questo libretto, in sostanza. Se poi calcoliamo, non ce n'è tanta, ma se calcoliamo un minimo di inflazione che ci erode il potere d'acquisto, quella va a coprire poi il resto, per cui con un libretto io non riesco ad accantonare un montante che sia in grado poi di farmi i servizi di una pensione integrativa. E poi il libretto non ha altri vantaggi che la pensione integrativa ha, e sono vantaggi fiscali. L'aliquota degli interessi di una pensione è molto più bassa, 20% contro il 26%, significa che abbiamo un 6% di risparmio che è tutto grasso che cola di questi tempi. In più abbiamo una serie di vantaggi di tipo di protezione, diciamo così, perché la pensione mi protegge anche dalla premorienza, cioè il titolare della pensione integrativa se dovesse mancare, diciamo, e quindi non potesse godere lui stesso dei frutti del proprio lavoro, del proprio investimento, in questo caso il montante va agli eredi. Gli eredi possono beneficiare di questo montante. Il montante è fuori dall'asse ereditario, per cui è esente da eventuali tasse di successione, è impignorabile, insequestrabile, quindi accanto ai vantaggi fiscali ci sono anche una serie di vantaggi di tipo protettivo, di protezione, che un libretto non ha, per cui non sono due cose paragonabili. I vantaggi della pensione integrativa, che è stata pensata proprio per questo, sono nettamente più elevati rispetto a un tradizionale investimento in un libretto risparmio. Lei prima mi ha parlato di sua figlia ai 13 anni, io non ne ho proprio 13, ne ho 50, no, ma ci sto seriamente pensando, perché mi sembra molto interessante, ma io potrei aprire una pensione integrativa? Senz'altro sì. Alla mia venerandeta? Sì, beh, non è poi tanto veneranda, ho 50 anni anche io. Diciamo che anche un cinquantenne può assolutamente pensare... Ma avrei qualche vantaggio, logico. I vantaggi fiscali che abbiamo appena accennato valgono per il tredicenne come per il cinquantenne, e questo è il grande vantaggio appunto del piano pensionistico integrativo.
Diciamo che per un cinquantenne i vantaggi sono più spostati sul lato fiscale piuttosto che su quello finanziario, perché se comincio a pensare a una pensione integrativa a 50 anni, il tempo che mi rimane prima della pensione non è così considerevole per ottenere una progressione finanziaria in grado di darmi un contributo rilevante poi appunto all'integrazione Ma della neanche se pensione. verso annualmente un premio, come lo chiamate voi? Se sono una persona facoltosa che ha la capacità di versare un premio considerevole, ovviamente non le chiedo cifre perché la metto in difficoltà. Non le entrerei appunto nella questione delle cifre, perché poi la cosa è estremamente variabile. Immagino, certo. Per una diciamo mediamente per la capacità contributiva dell'investitore medio italiano rimane comunque fortissimo il vantaggio fiscale, perché faccio un esempio: se io verso 1.000 euro di premio ho un'aliquota marginale all'anno, ho un'aliquota marginale del 23% IRPEF, certo. Riesco ad ottenere un vantaggio fiscale dal punto di vista della deduzione d'imposta di circa 220 euro, quindi dei 1.000 euro versati il mio costo effettivo si riduce a 770 euro, certo. E con quello che mi rimane, con il gruzzolo che mi rimane, che mi viene riversato dallo Stato come appunto risparmio fiscale, io posso pensare a qualcos'altro, per esempio a qualche altro investimento, e questo è un vantaggio oggettivo che esiste come incentivo per il piano pensionistico integrativo, e invece non è previsto per altre forme di investimento. Un'ultimissima cosa, poi la lascio andare. Quando percepirò questa pensione integrativa? Cioè quando andrò in pensione con la pensione dell'INPS, con la pensione Assolutamente dello Stato? Sì, quando scatta la vecchiaia o l'anzianità, a seconda dei casi, bisogna vedere quanti anni di contribuzione a ciascuno, quando i tempi sono maturi per vecchiaia o per anzianità e quindi io vado in pensione, posso beneficiare del montante e quindi riesco appunto a monetizzare quello che ho accantonato in precedenza. Questo denaro, un'ultimissima cosa, questo denaro mi verrà elargito mensilmente o con il capitale intero? Allora, anche qui bisogna fare dei distinguo molto tecnici, perché io posso decidere di farmi liquidare l'intero capitale, sì, oppure posso anche per una parte ottenere una rendita, però qui appunto entriamo in distinguo tecnici che forse è meglio affrontare casomai nel singolo caso. E dove? E quindi diciamo che in questo caso la banca può dare un modesto contributo. Quindi voi lo fate questo? Se gli ascoltatori pensano di venirci a trovare, possiamo ovviamente dare delle indicazioni. Era proprio questo che volevo chiederle, cioè io da utente, da risparmiatore, da cittadino, dove devo andare? Cioè, mi verrà spontaneo guardare su internet, però questo è un servizio, tra virgolette, che offre anche la banca. Quindi. Sì, chiaramente su internet c'è un universo intero su questo argomento qui. Certo. La banca è un canale interessante che può essere appunto utilizzato per aggiornarsi, per informarsi e per avere magari qualche dettaglio tecnico più rilevante. Questa è una materia complessa, per cui bisogna fare molto riferimento alla situazione individuale, che può essere appunto molto diversa una con l'altra. Bene, molto interessante. La ringraziamo quindi Andrea Menegazzi, il dottor Andrea Menegazzi, grazie agli ascoltatori, responsabile dei consulenti finanziari di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Con lui abbiamo affrontato, come avete sentito, il tema della previdenza integrativa. Noi torniamo la prossima settimana, continueremo sempre a parlare di soldi e finanza, con particolare riferimento a quelle persone alle quali noi teniamo di più, che sono le nostre famiglie e le nostre aziende che ci danno da lavorare. Arrivederci e grazie.